Radio Onde Corte presenta la rubrica Bande musicali in Sardegna. Iniziamo oggi un dialogo con Enrico Saneris e Ignazio Murtas dell'Associazione Musicale Stanislao Silesu di Samassi. Enrico Saneris nasce a Cagliari il 17 maggio 1977 e inizia lo studio della musica presso l'Associazione Musicale Stanislao Silesu di Samassi all'età di 8 anni. È docente di ottoni e solfeggio presso il corso musicale dell'Associazione Stanislao Silesu di Samassi e della Scuola Civica di Marruvio e insegna musica alle scuole medie. Nel 2013 si è laureato in trombone presso il Conservatorio di Musica di Cagliari, del Conservatorio di Musica di Cagliari, con il massimo dei voti 110 e lode. A fronte di una carriera così ricca di soddisfazioni artistiche, ci puoi raccontare la storia che ti ha portato e che continua a farti rimanere impegnatissimo nella banda del tuo paese? Intanto saluto tutti gli ascoltatori, grazie Sergio. La mia risposta parte tutta dalla parola passione. La passione è quello che è al centro del lavoro che viene fatto giornalmente, perché si tratta di un lavoro quotidiano. La banda musicale è entrata a far parte della mia vita appunto da 8 anni, da quando avevo 8 anni, e tuttora è al centro della mia vita. È nato così per gioco, grazie alla spinta anche di amici di famiglia. Quello che è stato il nostro direttore musicale per tanti anni, il maestro Francesco Pittau, che è appunto amico di famiglia, propose più che altro ai miei genitori di far provare la musica a me. È nato così, per gioco. Io non ero tanto propenso, a essere sinceri. Poi, grazie all'aiuto dei numerosi maestri che ho incontrato per strada, cito subito il presente maestro Ignazio Murtas, che è stato una sorta di Buddha per me. Non esagero, è una persona che mi ha dato tantissimo e mi dà moltissimo ancora. Grazie alla sua figura, alla sua professionalità, ho coltivato sempre di più dentro di me la passione della musica, fino ad arrivare agli studi nel conservatorio. All'età di 14 anni ho iniziato a studiare il trombone. Avevo iniziato con l'euphonium, che è uno strumento che forse nell'ambiente musicale è conosciuto, ma al di fuori è sconosciuto. Si potrebbe anche chiamare flicorno baritono volgarmente, ma il suo nome preciso è euphonium. Dicevo che a 14 anni inizio il mio percorso musicale in conservatorio col trombone. Mi diplomo in un primo momento nel 1998. La laurea è arrivata molto tardi, perché in Italia non esisteva ancora un percorso di laurea diciamo per gli strumenti come il mio. Ho anche aspettato il momento più opportuno, perché comunque il lavoro stava iniziando ad arrivare e il momento per ritornare a scuola e studiare non c'era. Ho deciso di laurearmi perché insomma, la burocrazia in Italia cambia di giorno in giorno, e allora ho detto affrontiamo anche questo percorso per metterci in regola con il resto d'Europa, perché è quello che chiede ora come ora l'Europa. Io non ho mai abbandonato la banda musicale. Il mio percorso è stato sempre continuo, costante, fino ad arrivare oggi che sono il presidente. La mia carica diciamo, è iniziata a settembre del 2014, dopo aver cambiato rotta appunto dal 2014. Quello che posso dire è che tutto quello che ho imparato dalla banda musicale a tutto il percorso professionale
sto cercando di trasmetterlo ora ai ragazzi che compongono la banda, che studiano nei corsi di formazione musicale, che sono appoggiati, diciamo, in minima parte dalle istituzioni. Dico minima perché nel tempo purtroppo sono diventati sempre meno i fondi e la maggior parte degli sforzi vengono fatti da chi lavora in questi ambienti. Molto spesso diventa un lavoro molto impegnativo, molto pesante, che non si ferma solo alla lezione del pomeriggio, ma diventa un secondo lavoro, in poche parole. Però la passione è talmente forte perché se non ci fosse questa non si farebbe nulla. Si costruiscono dei programmi, si studiano i minimi particolari, non solo musicali, ma anche insomma, si pensano a quelle che possono essere le uscite, oltre che le processioni che magari la gente ha in mente solamente, ma ci sono dei veri e propri concerti, ci sono dei programmi pensati dai presidenti, dai consigli di amministrazione che fanno parte della banda musicale. Quando è nata la banda di Samassi? Puoi descrivere ai nostri ascoltatori alcuni fatti e attività che la hanno caratterizzata negli anni? Allora, la banda nasce nel lontano 1928. Come quasi tutte le bande musicali del periodo, nasceva grazie alla voglia, alla passione delle persone del paese di stare insieme facendo musica. Naturalmente in quel periodo le difficoltà erano ancora più numerose, ancora più importanti. Era una sorta di dopolavoro. Gli strumenti musicali diciamo che erano di un livello molto, molto scadente, dunque era quasi un'impresa anche trovare gli spazi che potessero permettere di riunire il complesso. Nel tempo la banda è cresciuta dalle semplici uscite di processioni per il patrono, alle sfilate magari per carnevale, queste manifestazioni paesane. La banda ha assunto un ruolo più importante sia dal punto di vista sociale che artistico, fino ad arrivare, diciamo, parlando per la banda di Samassi, agli anni '80, dove fa la sua prima uscita, partecipa al Carnevale dei Fiori a Sanremo, se non sbaglio nell'83, e lì inizia a muoversi tutta una nuova mentalità. Si inizia a pensare a portare fuori la banda dal paese, non solo per fare delle sfilate, delle processioni, come è successo appunto a Sanremo, ma a mettersi un po' a confronto con altre realtà musicali anche all'estero. E così la banda decide di andare all'estero. Se non sbaglio nel 1984 è stata la prima esperienza internazionale a un concorso in Belgio, nella regione di Mechlin-Est, il paese di Mechlin-Est. La banda qui capisce che cosa significa suonare in una determinata maniera. Può per la prima volta ascoltare delle bande di un livello importante, di qualità, ma per lo più composta da amatori, come era la banda di Samassi in quel periodo. Lì, grazie all'intuito del maestro Pittau, che era il direttore del periodo, nasce una mentalità nuova che ha portato la banda gradatamente a continuare a fare queste uscite che diventavano sempre di più e di qualità. Negli anni seguenti la banda ha continuato a uscire, ad andare sempre
a ripetere l'esperienza in Belgio, in Germania, e per la prima volta nell'89 la banda, grazie alla spinta anche di maestri che ha potuto conoscere nel tempo, parlo di maestri olandesi del Belgio, riesce a entrare in quella che viene chiamato l'Olimpo delle bande musicali, cioè il VMC, il World Music Contest, che si svolge come una sorta di Olimpiadi della musica in una cittadina olandese, Kerkrade, una cittadina di circa 15.000 abitanti, dove ci sono, se non erro, 11 bande, dove in tutta quella zona c'è una cultura bandistica impressionante. È come il calcio da noi, ci sono anche i fans club delle bande musicali, dove all'interno delle sale musiche ci sono dei centri di ritrovo, dei club, proprio dove c'è il bar, si passa del tempo, oltre che le prove musicali, si vive la banda musicale quotidianamente. E lì la banda partecipa e fa una figura incredibile. Neanche la banda stessa credeva di poter ottenere un risultato eccezionale, quello di vincere il primo premio assoluto nella terza categoria. La banda capisce effettivamente che può fare veramente un'attività da concerto, diventa sempre più consapevole di questo. Dopo 4 anni può partecipare ancora e sale di categoria, arriva alla seconda categoria, il livello sale, diventa sempre più importante. Nel frattempo quelli che erano gli amatori della banda precedente hanno deciso di entrare anche in conservatorio, dunque da amatori studenti diventano diplomati, professionisti, e il livello della banda sale. Anche nell'anno 1993, appunto quando partecipa alla seconda categoria, la banda fa una bellissima figura. Dopo 4 anni avviene ancora un'altra esperienza, sempre in Olanda. Dunque dal 93 si passa al 97 ed è la prima categoria che per molte bande diventa l'ultimo gradino. Solo per pochissime in realtà è il penultimo gradino, perché esiste anche la divisione concerto, che è una sorta di elite delle bande internazionali, dove si accede solamente per invito della direzione artistica della VMC. La banda ha l'onore di partecipare nel 2001, 2005, 2009 e nel 2013. Per l'Italia, oltre che per la Sardegna, penso che sia un vanto avere una banda musicale di un paese di 5.200 abitanti circa, che ha portato nel mondo la propria musica, la propria cultura, perché nel tempo noi abbiamo portato dei brani con delle radici sarde, con delle tradizioni sarde, che vari compositori, ci tengo a nominare il compositore che è stato più vicino alla banda di Samassi, che è stato Hardy Mertens, compositore olandese, e questo ha permesso alla banda di far conoscere le tradizioni culturali, musicali della Sardegna anche in ambienti così lontani. Insomma, grazie al potere della musica si possono ottenere queste cose qua. Noi ogni 4 anni eravamo attesi dal pubblico olandese, questo non lo dico io, ce lo dice il pubblico che ci aspettava sempre numeroso le nostre partecipazioni. Il teatro Rodal, dove le bande della massima categoria si possono esibire, è uno spazio importante. Adesso non mi ricordo il numero preciso della capienza, ma siamo su più di 1.000 posti a sedere sicuramente. Ecco.
Nella storia delle bande musicali in Sardegna, la banda di Samassi ha un nome di rilievo, rappresenta un simbolo e uno stimolo per tutti. Come si è potuto realizzare tutto questo in un piccolo paese? Oltre alla passione degli amatori musicisti di Samassi? Questo si è potuto realizzare perché la banda di allora aveva voglia di emergere, perché aveva capito, aveva visto in giro per l'Europa che la banda non era solo la processione, il funerale e la festa paesana, ma era anche la banda in concerto. Dunque artisticamente poteva mettere in mostra quello che è il potenziale della formazione musicale bandistica. Ora qualcuno, per cercare di mettersi magari un po' più in risalto, tende a chiamare orchestra a fiati. Io non condivido moltissimo questo termine, scindo un po' di più le due cose. La parola orchestra la vedo più vicina a quelle che sono le orchestre lirico-sinfoniche. La parola banda è la banda composta da strumenti a fiato o percussioni, ma non vuol dire che la banda è scadenza, è un qualcosa di scadente e l'orchestra è il top, è l'elite di tutto, è per tutto perché si chiama orchestra. No, sono due formazioni differenti. Certo, nelle orchestre c'è il professionismo puro, ma non vuol dire che in banda non si possa suonare bene. Quello che c'è stato nella banda di Samassi è stato diciamo, è un modo di arricchire l'ambiente bandistico di tutta la regione e mi permetto di dire anche in Italia. Un'idea nuova, di repertorio nuovo, scritto appositamente per banda, non i soliti brani arrangiati come possono essere le sinfonie o le ouverture scritte per orchestra, ma proprio delle composizioni pensate per banda, che in Italia sono arrivate tardissime, ma in realtà nei paesi del nord Europa e negli Stati Uniti nascono negli anni 50, anche prima. E niente, la banda ha portato questo al pubblico del proprio paese, ha attirato a sé i ragazzi dei paesi vicini che avevano voglia di fare questa esperienza diversa e dunque si è arricchita nel proprio organico anche di persone dei paesi vicini e anche lontani, fino ad arrivare all'estero addirittura. Oltre a parlarci del ruolo e dell'impegno di presidente nell'associazione L'Ausileso, ci puoi descrivere anche lo strumento che suoni? Allora, il mio strumento principale, ora come ora, è lo strumento che mi è dato da lavorare, in cui mi sono anche specializzato, è il trombone basso. Ma in generale il trombone è lo strumento che mi ha permesso di diventare un musicista, un insegnante tuttora. È uno strumento che magari non è tanto non è messo tanto in luce, ecco, anche in televisione, dunque i media non è che tendono a dare risalto a questo strumento. Per citare un musicista che può magari far capire meglio le caratteristiche dello strumento, era lo strumento che suonava Glenn Miller. La parte più particolare dello strumento è quello che è chiamato la coulisse, quel tubo lungo a U che permette il cambio delle note e permette anche un effetto tipico del trombone che è l'effetto del glissato. È uno strumento che ha un timbro chiaro, diciamo che è l'anello di congiunzione tra i suoni scuri dell'orchestra, i suoni scuri dell'ottone dell'orchestra che è il basso tuba e i suoni più chiari della tromba, dunque è l'anello che sta in mezzo. In orchestra solitamente ce ne sono 3 di tromboni, in banda si può arrivare tranquillamente anche a 4, le bande fortunate arrivano anche a superarli. È uno strumento che nel mio periodo era molto, molto più utilizzato, molto più seguito anche dai ragazzi. Purtroppo adesso devo mettere
devo risaltare il fatto che sia in calo la sua presenza nelle bande e anche nei conservatori. A questo punto puoi consigliare ai nostri ascoltatori un brano musicale, magari quello che tu apprezzi di più, dove lo strumento che suoni esprime e fa gustare la sua, fra virgolette, personalità? Uno dei brani che può mettere nel risalto il trombone, in questo caso il trombone tenore però, è il brano Armageddon di Hardy Mertens, che cito perché è un brano che mi colpì moltissimo quando ho avuto il piacere di eseguirlo tanti anni fa per la prima volta. Il compositore olandese dà molta importanza a questo strumento e dà anche la possibilità al primo trombone di fare un solo molto molto bello e difficile. Ecco, questo è il brano che mi viene in mente, ma ne potrei citare tantissimi altri, ma questo è quello che spicca di più nei miei ricordi. Quali sono i 3 fatti che tieni conservati nei tuoi ricordi in modo particolare che riguardano Enrico, musicista adolescente, studente al conservatorio e infine professore d'orchestra che nelle grandi istituzioni musicali nazionali? Devo tornare indietro di qualche anno. Allora, uno dei fatti che non dimentico mai sono le mie difficoltà iniziali. Difficoltà che ho avuto, secondo me, a causa di carenza nella preparazione di base. Questo è stato capito appieno dal maestro Ignazio Murtas, che ha dedicato veramente molto. Scusate, mi sono emozionato. Grazie Enrico, che salutiamo. E con i nostri ascoltatori ci risentiamo su Radio Onde Corte la settimana prossima con una nuova puntata di Bande Musicali in Sardegna.